In pratica volevamo capire come si batte una squadra che si chiude tutta in difesa e non l'abbiamo scoperto. Lo sfizio mio, amici bellini, è semplicemente, visto che abbiamo il ricordo fresco dell'Udinese, tutti indietro, ripartenza ed erano pericolosi, voglio vedere una grande squadra, non sto nemmeno scherzando, una squadra più forte di noi, come la affronta e come la sblocca così. Non sto, vi giuro sul basso, sulle mie dita, che non sto scherzando, non sto facendo sarcasmo. Voglio capire, per avere un'idea in più e dire si fa così, quando si chiudono dietro, si risolve così. Vedi, si ritorna indietro, allora non è che noi ci dobbiamo lamentare, fanno i passaggi all'indietro. Hai visto Ronaldo dove era andato? Per fare più densità là? Alexandro ovviamente spinge più di Mario Rui, quindi c'ha più la propensione a farlo. Però vedo, hai capito, Dybala, Bernardeschi, lo stesso Ronaldo che rientra, ballano tutti tra le linee per creare più superiorità numerica. Poi c'è l'accelerazione e devono tornare indietro anche loro. Capite? Sinistro di Ronaldo, Dybala. Esatto, questo è uno dei modi per arrivare al tiro. Avanti, indietro, accelerazione. E là i difensori si sono un attimo confusi perché Ronaldo stava dall'altra parte. Capite quello che cosa non sta facendo il Napoli? Che ci prova, però non è efficacissimo. Insigne ogni tanto dovrebbe andare dall'altra parte. La punta centrale, in questo caso, si alternano Dybala e Ronaldo. Devi venire dentro e fare più movimenti. E poi ci sono gli inserimenti dei centrocampisti, perché la devi riempire l'area. Mannaccio la tattica. Vedi i pali che prende la Juve invece dei pali che prende il Napoli? Il tiro dalla distanza, come tutti i miei bellini subscriber state dicendo, è un'opzione che noi dobbiamo sfruttare di più. Stiamo a 5 minuti di pressione dell'Udinese, anche importante, insomma, e loro stanno rispazzando, ma loro hanno messo De Paul regista in questa partita, non è mezzala, quindi è meno pericoloso in avanti, ma ha più proprietà di palleggio e possono anche giostrare. Non hanno lasagna, quindi è una partita leggermente diversa da quella col Napoli, dove potevi lanciare sulla velocità. Qua puoi lanciare su Okaka, che però la stoppa e ti fa salire. È diversa, ovviamente. Ma sono diverse le caratteristiche dei giocatori, anche quelli della Juve. La Juve sta decidendo, guarda Dybala dove sta, lui dovrebbe essere prima punta. Quando lui sta là, Ronaldo diventa prima punta. Non danno punti di riferimento e quindi mandano un pochino in confusione quelli dell'Udinese alla fine, non avendo una punta centrale. Io ora vi dovrei fare un po' di telecronaca cambiando i nomi dei giocatori della Juve con i giocatori del Napoli, per farvi capire quale potrebbe essere, eccetera eccetera. Demme sbaglia, attenzione, Demme sempre in pressione, viene superato da De Paul, cerca di accorciare Zielinski, cosa che non farebbe in questo modo, Ramsey ha più interdizioni di Zielinski, e adesso abbiamo Callecon ad accorciare. Isai che controlla, ma tornano indietro quelli dell'Udinese, Callecon insegue e la punta, e là, quello è Insigne. Quello è Insigne Ronaldo in questo momento. Dietro di lui c'è Dybala, diciamo Mertens che cerca di stare centrale. Accorcia Mario Rui, parte in pressione Fabian Ruiz, si ferma. Mertens va alla prima pressione, Fabian Ruiz è rimasto in avanti, pressione. Mario Rui bucato. Va avanti l'Udinese, capite? Capite quello che sto dicendo? È una roba un po' particolare, però così funziona. Così dovreste vedere le altre partite per capire, ma loro sono scarsi i nostri, ci sono cose che potremmo fare meglio. Tenendo pure la maglietta azzurra oggi, quindi il paragone ci sta tutto. 4-3-3 uguale, solo che le caratteristiche dei giocatori fanno la differenza. Fanno la differenza, mannaggia. Koulibaly va su Isai, visto Ronaldo dove è andato? E nonostante questo sono tutti chiusi e devono tornare indietro. Vedi Alexandro che deve tornare indietro? Allora tu dici, Mario Rui fa schifo, torna sempre indietro perché non abbiamo Alexandro. Anche Alexandro deve tornare indietro quando ci sono gli avversari davanti. Vi prego, capitemi. Ma voi mi capite, voi siete intelligenti, voi. Vedi il tiro da fuori? È l'unica cosa che si può fare in certe partite. C'è il rigore. Guarda, fa niente. No, lo rivediamo. Lo rivediamo questo. Ma pure io sono sicuro che De Paul ha subito fallo. Questo è il rigore che hanno dato a Bonaventura, perché tocca la palla e poi cade. Rigore per il Milan. In questo caso per la Juve niente rigore. Sono così che poi si vincono i campionati, attenzione, anche così, con i tiri dalla distanza, con la qualità in mezzo al campo e così. De Ligt da lontanissimo, perché così si sbloccano. Capite?
Non avete capito, eh? Penso che avete capito. A linea corta, questo dovrebbe essere un anticipo di Maksimovic che poi indovina il tiro della vita. Fate silenzio Sentite questo rumore. Lo capite che rumore è? È il rumore della tazzina del caffè sul piatto. Tra l'altro guardate com'è bello. Col Vesuvio. Perché quando ti prendi un buon caffè, con o senza mignolo, deve sentire il rumore di Napoli. Questo è il rumore di Napoli. Sono le piccole cose, ragazzi. Lasciate un like per il rumore di Napoli. Poi ci potete mettere anche la tazza grande, non è detto. Sta bene, guardate. Vedi che cosa è successo? La Juve ha smesso di giocare e l'Udinese ha cominciato a fare un giro palla tranquillo, senza la difesa così, anche un giro palla interessante. Sono arrivati, hanno fatto il giro largo e sono arrivati a chiudere. Ragazzi, il calcio è bello, il calcio va analizzato, va capito e studiato. Sì, ci sono i campioni, ma ci sono anche le soluzioni. Guarda come chiude, c'era anche Fofana dietro, hanno riempito bene l'aria. Riempire bene l'aria con altri giocatori, non solo con gli attaccanti, perché là crei la superiorità numerica. Questo video è interessantissimo tatticamente, beati voi che ve lo state vedendo. Che bel gol! Bello, bello. Se la Juve diventa passiva subisce gol. Mica solo il Napoli subisce gol, voi questo dovete capire. Ci lamentiamo delle cose nostre, è giusto. Però tutte le squadre hanno dei problemi, specialmente in questo periodo di post-Covid. Bravo De Paul, mamma mia. De Paul e Fofana stanno facendo la differenza in questo Udinese. Tutto deve passare tra i loro piedi e si stanno prendendo la squadra in mano. Comunque nella Juve esce Politano ed entra Lozano. Diciamo, nel senso esce Bernardeschi ed entra Douglas Costa. Noi facciamo questo paragone tra Lozano e Douglas Costa in questo momento e vediamo se dà più imprevedibilità alla manovra, perché Bernardeschi, ragazzi, non mi va proprio, scambio Milik-Bernardeschi non cambia nulla a livello di pericolosità, non funziona, guaglione. Sarà il sistema di gioco, sarà che non lo servono, non coprono. Fallaccio là in mezzo, quello sta ancora a terra. Bravo Dybala. Il tiro dalla distanza. È una partita molto piacevole tatticamente, squadre che si cominciano a vedere un po' di stanchezza, però molto bella. L'Udinese non ha affatto rinunciato a giocare come con noi, che faceva e poi tutto in avanti. Anzi, li stanno mettendo anche, li stanno impegnando in difesa, stanno cercando di giostrarla, perché non avendo lasagna non puoi puntare sulla profondità. Adesso esce Di Lorenzo Danilo ed entra Malquit Quadrado, perché c'hai più spinta, c'hai un pochino di punta l'uomo, mette bene i cross. Questa poi la differenza è quella. Ti puoi pigliare qualche calcio di punizione falso. Sono cose importanti. Ronaldo, tiro dalla distanza. Dobbiamo ripeterci ancora? Non credo. Il tiro dalla distanza. Guarda De Paul che recupero. Se fa anche questo, ragazzi, mi convince. Si sta avvicinando il minuto del gol su calcio piazzato, perché subentra la stanchezza, perché la maggiore tecnica alla lunga la vince. Aspetta. Tiro dalla distanza. Eccolo qua. Si alza su, quello l'arbitro lo stava per ammonire per simulazione, ma si alza e quindi niente. Il netto di De Paul sarebbe migliore in casa. Gli prende un po' il piede, ma è poca roba. Beh, Più lo riguardo, c'è proprio un Rabiot che col sinistro, ma non fa niente. Si avvicina il momento, mancano pochi minuti. Brutto fallo, ma cacca. Fofana. Mamma mia! Incredibile di Dzeko, Fofana. Mamma mia! E quinta sconfitta per la Juve. Voi il calcio. Ditemi che solo 11 giocatori che rincorrono un pallone in mutande. Venitemelo a dire. Mamma mia. Che spettacolo. Maurizio. Tanto lo vinci lo stesso, è inutile, però devi soffrire. Mi fa piacere che soffri un pochino. Oscar De Maio.
L'hai dato un minuto di recupero in più, potremmo fermarci. No, diamone un altro po'. Ragazzi, e allora? Eccolo là. Ciao. Amici bellini, noi avevamo cominciato questo video. The idea behind this video is that I wanted to understand and try to be better as a team, as Napoli. Perché sto parlando in inglese? Che non tutti mi capiscono. In pratica volevamo capire come si batte una squadra che si chiude tutta in difesa. E non l'abbiamo scoperto. Abbiamo visto che è una squadra che si rifugia nei tiri dalla distanza, avendo grandi tiratori, avendo dei campioni, e comunque sono andati tutti in tribuna. E quindi ci rifacciamo anche, certo ci lamentiamo dei nostri quando la tirano in tribuna, ma capita anche a quelli pagati 3-4 volte tanto, perché è estate, perché siamo tutti stanchi. E tu dici vabbè, ma non avevano, certo che loro hanno la motivazione, loro con questa vittoria vincevano lo scudetto matematicamente, e non puoi manco dire lo vogliono vincere a Torino per festeggiare coi tifosi, perché i tifosi non ci sono. Allora c'erano tutti i presupposti per vincere, per battere l'Udinese, ma non ci sei riuscito. L'Udinese addirittura non ha fatto solamente ostruzione come ha fatto con noi, ha creato, ha messo palla a terra, a volte cominciavano da dietro senza lanciare, pur avendo Okaka su cui tu puoi lanciare palla alta, Fofana, De Paul, passaggi stretti, allargare tutto il gioco bello ampio e arioso su quello, sull'altro esterno, Sama, non mi ricordo come si chiama, ma è un marone giocatore. Insomma, emozionante, grande partita, straordinaria. Fofana da tenere d'occhio, anche più di De Paul per quanto mi riguarda, per la quantità di palloni che tocca e la corsa che ha, ma molto meglio, perché è quello che ci serve a noi. De Paul mi fa impazzire per come tocca il pallone, e anche fa anche un po' di incontrismo, però è piccolino e a noi ci serve questo bestione qua, ci serve questo qua, guardatelo. Lui, meglio di che sì, meglio di altri. Da New York, Valerio Fluido è tutto, lasciatelo un like, lasciate un'iscrizione, fate quello che dovete fare, perché bello.